Ha voluto come sempre rispettare la tradizione Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato, infatti ha portato in studio Gino il poliziotto, un bellissimo pupazzo, oltre che essere appunto una mascotte della polizia. Allora Padrone, si chiude un anno anche per voi, per le forze dell'ordine, che bilancio possiamo fare, positivo o negativo? Ma si chiude un anno solamente per quanto riguarda i giorni, Sì. ma certo non si chiude un anno di lotte sindacali per non lasciare morire questa questura, come sta succedendo. Io ho scritto al Dipartimento e ho scritto, ricordatevi che anche la questura di Pordenone fa parte delle questure d'Italia, perché così ultimamente non sembra. Anzi, quest'anno un commissario capo, adesso. Sì, arriverà un commissario ma senza i soldati, siamo sempre lì. Perché in questa conferenza stampa ha detto che è ottimista sul fatto che potranno arrivare delle nuove unità. Sì, ma questo lo avevo detto anch'io da questi studi. Molto probabilmente a fine corso, adesso escono tra marzo e aprile, usciranno 600 uomini. Però quello che dico io, quanti pensate che ne mandino a Pordenone? Che tutte le città d'Italia sono messe nelle stesse condizioni di Pordenone e ci sono città dove c'è un crimine diverso, ahimè. Il problema, quello che dico io, molti non vanno neanche a più denunciare alcune tipologie di reati. Infatti, se voi guardate i dati che l'amministrazione ha dato, anche voi giornalisti, noterete che, per esempio, la tipologia dei furti, il reato è diminuito. Il problema è, io dico sempre invece, andate a denunciare qualsiasi furto o qualsiasi tipologia di reato. Perché? Perché al Ministero non fanno altro che avere una carrellata di dati, e se i dati a Pordenone tutti quanti dicono che sono positivi, nei carabinieri, nella polizia, nelle guardie, ditemi il Ministero cosa dice. Beh, a Pordenone stanno bene, non succede nulla, cosa vediamo noi? Il ha detto che è migliorata molto l'attività di prevenzione. Ma solo io dico che ormai la polizia è diventata un fattore di volontariato, delle forze dell'ordine, colleghi che hanno 50 anni, 53, sono sulle macchine. Gino il poliziotto è una riusciamo anche a farlo vedere, finalmente. Ecco qua, perché lui ogni anno viene portato fuori, poverino, vive da 30 anni. Quanti anni ha? 30 anni? 30 anni in una teca, qua lo portiamo dal 2008, è il poliziotto del passato, del presente e del futuro. Vede, se si riesce a vedere, anche lui c'ha un manganello, c'ha una pistola, però un manganello che non può usare, perché se no lo indagano e allora... Sbaglio o ha la stessa divisa, almeno per quanto riguarda i pantaloni della stradale? No, forse del reparto. Banda... No, sì, rappresenta un po' il poliziotto del reparto mobile. La mobile, giusto. E quindi l'ex Celere, 30 anni fa si chiamava Celere. Certo. E quindi questa è la situazione. Quindi ragazzi, mi raccomando ai telespettatori, potrà essere una perdita di tempo, però attenzione, denunciate, perché se no non arriveranno mai questi uomini, perché fino a che ci vantiamo che tutto va bene, io capisco l'amministrazione che basa questi dati e dice i reati sono diminuiti, sì, però per chi fa la guerra per far arrivare le persone è un dato che porterà sicuramente allora rivediamoci qua e facciamo una scommessa noi, io e lei, direttore. Inizio 2018. Arriveranno delle persone. Quante? Ma quante? Facciamo un'ipotesi, 4-5 persone? Visto se lei considera che quest'anno sono andati in pensione 15, il prossimo anno ne andranno altrettanti. 25, ecco, ne mancano 90, se arrivano 10 persone... Il saldo è comunque negativo. Ha capito, quindi attenzione, io volevo prima di fare gli auguri all'editore, a lei, allo staff, a tutti gli amici, mia moglie che mi supporta, a tutti i miei familiari, Santa Donna, come dice il direttore, ma io volevo fare un annuncio per domani sera. Attenzione, 30 secondi può costare la vita, la mano, un occhio.
attenzione con i fuochi I d'artificio, botti. con i botti. Ci sono i fuochi d'artificio, quelli organizzati dal comune, da ogni piazza d'Italia, andiamo a vederci quelli piuttosto di rischiare di nostro. Quindi attenzione, Perché anche il primo dell'anno è sempre un bollettino di guerra. è sempre dopo, un no? bollettino di Purtroppo. guerra. Qui il TG non lo faremo il primo, ma dal 2 sì. mi auguro che lei, leggendo i dati di quello che può succedere, anche solo bevendo un po' di più la sera del 31, prendendo la macchina e magari Sì. rovinare una festa a tutti. Quindi direttore e telespettatori, mi raccomando, guardiamoci, anche se qualcuno non li vuole neanche quelli, qualche animalista non vuole neanche i botti, mi dispiace, però guardiamoci quelli se ci piacciono, ma non andiamo a rischiare di nostro. Auguri, buon 2018 e che sia veramente pieno di salute, perché con la salute possiamo fare sì. quello che vogliamo. E volevo salutare la nostra amica, la nostra ragazzina, la Elisa, e tanto coraggio ai genitori che ho sentito veramente caricati per questa cosa. Grazie. Tanto di cappello veramente. Grazie a Raffaele Padrone e ovviamente tanti auguroni anche a lei, alla sua famiglia e ovviamente a tutto il corpo della Polizia di Stato. Senegalese di 33 anni arrestato a Marghera